Bentrovati gentili telespettatori di TVA, siamo ad Agrigento, città dei templi, dove è in corso il Mandorlo in fiore, una festa nata per celebrare l'inizio prematuro della primavera. In città è data appunto dall'inizio della fioritura dei mandorli, una manifestazione che oggi ha un riverbero internazionale, diventata sinonimo di unione e pace tra i popoli, ma a farla da padrone è il folklore. Protagonisti sono i costumi e le danze tipiche di ogni nazione che sfilano e si presentano alla città ed ai numerosissimi turisti. I gruppi, ricordiamo, si contendono l'ampito Tempio d'Oro. Oggi è in programma la fiaccolata dell'amicizia, tra poco vedremo sfilare i gruppi internazionali ma anche quelli locali qui da piazza Pirandello, poi per tutta via Atenea ma anche viale della Vittoria, poi via Crispi e tutto terminerà a piazza Marconi, ovvero alla stazione. La particolarità dei gruppi di quest'anno è che sono stati scelti dai rappresentanti del patrimonio immateriale dell'UNESCO. I gruppi internazionali che partecipano all'edizione 2017, che è la 72esima, sono Corea del Sud, Spagna, Iran, India, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lettonia, Giordania, Albania e Algeria, ma anche i rappresentanti delle tradizioni popolari di Palestina ed Israele. Buonasera e benvenuti in questa piazza famosa e conosciuta per le nostre tradizioni e che ci racconta ogni giorno delle storie nuove, la nostra Agrigento tanto amata, con questo mandorlo in fiore che vuole celebrare l'inizio della primavera, una primavera che in realtà si fa attendere, nonostante quest'anno sia stata realizzata nel mese di marzo, la primavera si fa attendere ancora. Allora che siano di buon auspicio delle ragazze con ghirlande e fiori che rappresentano proprio la nostra primavera, che non deve soltanto essere una rinascita culturale ma anche proprio meteorologica, sperando quindi che si raggiunga presto la temperatura idonea alla nostra terra. E con questo brevissimo saluto vi do il benvenuto. Sono molto emozionato perché so che lì dentro c'è un vivaio di cultura, di tradizioni, di arte, di spettacolo, che sarete pronti a vedere, costumi, danze, gioventù, signori e tanta gente insieme e soprattutto tantissima arte. E poi qui alla mia sinistra abbiamo una grande tradizione. Io sono onorato di vederli così da vicino per la prima volta, tra l'altro, quindi questo privilegio mi spetta, capitanati dal nostro viaggio e credo non abbiano bisogno di presentazione, ma invece li accogliamo con un grande applauso. I nostri grandi tamburi. E dunque, noi siamo pronti e maestro, squillo di trombe tra un po', ma adesso rullo di tamburi. Questo del mandorlo in fiore.
Quelle che avete visto erano le ragazze della Casa del Musical, tra poco vedremo sfilare davanti a noi e li seguiremo e conosceremo insieme i gruppi internazionali di questa edizione della Festa del Mandorlo, la 72esima, e tra poco anche il discorso del primo cittadino della città di Agrigento, Lillo Firetto. Benvenuti a tutti i gruppi partecipanti alla 72esima edizione del Mandorlo in Fiore. Welcome to all groups to this 72nd edition of the Folkloristi Blossom Annual Tree Fest in Agrigento. Da Morinara silenzio! Un saluto al gruppo della Corea, al gruppo dell'Iran, della Repubblica Ceca, della Slovacchia, India, Lettonia, Giordania, Albania, ai fratelli della Palestina, ai fratelli di Israele, Indonesia, Turchia, Bulgaria, Ucraina e Polonia, che hanno animato il Festival dei Bambini del Mondo. Un saluto va ai sindaci di Kopanice Venčov della Repubblica Ceca, di Lazza Albania, di Terčova Slovacchia. Un saluto al vice sindaco di Bet Shaur della Palestina, al segretario nazionale dell'Associazione dei Comuni Lettoni, al vice rettore dell'Università di Al-Baia. E infine un saluto ai Canto a Tenores Gruppo Sardo, ai nostri del gruppo Cittadinaro e a tutti i gruppi folclorici della città di Agrigento che stanno animando questa 72esima edizione del Festival Internazionale del Folklore. Diamo inizio alla fiaccolata dell'amicizia tra i popoli ricordando un'icona per la pace, il grande Mohandas Karamchand Gandhi, che disse: inizieremo a fare migliore il mondo nel momento in cui inizieremo a fare migliori noi stessi. Con questo auspicio iniziamo questa nostra fiaccolata dell'amicizia. Benvenuti a tutti! A fare da apripista alla fiaccolata dell'amicizia sono i bambini del mondo, i baby gruppi internazionali. Ricordiamo che si è appena concluso il Festival dei Bambini del Mondo e loro passano il testimone ai gruppi più grandi. Il gruppo vincitore di questa 17esima edizione è stato il gruppo della Polonia, della città di Lublin. Ricordiamo che il Festival dei Bambini del Mondo è stato ideato da Giovanni Di Maida e Claudio Criscenzo, scomparso prematuramente. Oggi c'è il figlio che continua questa tradizione. I Bambini del Mondo sono ormai divenuti famosi portavoce e portatori di pace e hanno avuto diversi riconoscimenti. Quelli che vedete sono il gruppo agrigentino I Dammuri di San Calò. Quelli che vedete sono i bambini dell'Indonesia.
Buonasera direttore. Buonasera. Un commento a questo tratto distintivo che avete voluto dare alla manifestazione di quest'anno, tutti i gruppi patrimonio dell'umanità, possiamo dire. Sì, mi pare che le persone lo stiano capendo, lo stiano anche apprezzando, vista la risposta del pubblico che c'è stata sia stamattina sia oggi. E tra l'altro stiamo veicolando il messaggio con adeguata informazione prima, durante e dopo gli eventi, quindi sta andando bene, penso che siamo nella direzione giusta. Ha già un gruppo preferito? No, non mi voglio esprimere su questo, anche perché sono patrimoni dell'UNESCO, quindi hanno già un loro riconoscimento, quindi la competizione è assolutamente fuori luogo secondo me. Ogni patrimonio va apprezzato per quello che rappresenta, cioè sono delle tradizioni che hanno la fortuna ancora di essere vive e il nostro compito è proprio quello di salvaguardarle, sono beni preziosi che vanno... Come ha accolto la notizia? Cioè, cosa ha pensato quando ha saputo che sareste stati voi del parco a organizzare? Ma un po' devo dire che ce l'aspettavamo, dato il succedersi delle normative. No, per noi diciamo, è stato impegnativo, però insomma penso che stia andando bene, no? Grazie direttore. Grazie a voi. Un commento a questa Sagra 2017, il Comune non è più pilota, però comunque dà un suo taglio distintivo. Il Comune rimane in ogni caso copilota e ci sia un ente che organizzi, credo che sia una formula adeguata. E mi pare che anche quest'anno si vada lungo il solco di ciò che è stato tracciato l'anno scorso. Penso che possiamo semmai dilatare, così come accadde l'anno scorso, un pochino di più e partire con largo anticipo sulla promozione, perché l'anno scorso abbiamo avuto numeri buoni, mi auguro che accada lo stesso quest'anno, però credo che siamo sulla strada giusta. È il mandorlo in fiore che probabilmente da tanto tempo volevamo tutti, sempre tante polemiche, però poi diciamo, l'indomani mattina, finita la festa, come si suol dire, ci dimenticavamo di tutto. Adesso invece si comincia a programmare e credo che la strada sia proprio quella corretta. Un gruppo preferito, uno tra i più particolari? Ma no, mi pare di poter dire che sono tutti patrimoni di sicurissimo valore, semmai penso che l'accoppiata Israele-Palestina sia di grande messaggio in un tempo in cui viviamo di odi e ci sono tanti focolai di guerra. Da Agrigento, dalle porte del Mediterraneo, muove un bel messaggio di pace. Adesso spazio ai gruppi, è la volta dell'Italia. Adesso i suoni nostrani, i suoni di Sicilia, di Agrigento.
sono tutti patrimonio immateriale dell'umanità. Quest'anno è quello tradizionale, a fare da apripista al mandorlo in fiore è stato il Festival dei Bambini del Mondo, poi una settimana da domenica con sfilate, l'accensione del tripode ieri, oggi la fiaccolata dell'amicizia e domenica prossima lo spettacolo al Tempio della Concordia con la consegna dell'ambito Tempio d'Oro al gruppo vincitore. Niente stravolgimenti e niente ripensamenti rispetto al passato, alla tradizione. La formula spezzatino del weekend proposta lo scorso anno è rimasta un esperimento, la novità riguarda invece il nome, ha perso l'appellativo di sagra per diventare semplicemente mandorlo in fiore. Novità storica ed assoluta è anche che a dirigere l'organizzazione non sia più il comune di Agrigento ma l'ente parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi. Quella che vedete è la Lettonia. Questo è quello della fiaccola dell'amicizia, è il momento in cui i gruppi scendono per strada e dunque la prima volta che le persone possono vederli, poi li potremo vedere ancora a Piazza Cavour negli spettacoli la mattina e il pomeriggio, ma anche la sera al Teatro Pirandello. Signora, un commento al mandorlo in fiore di quest'anno, come le sta sembrando? Io veramente è la prima volta che esco, non lo so. Lei da dove viene? Io di Paso, no? Di Paso. E non l'ha mai visto? No, non sono venuta ancora, è la prima volta che vengo qua. E come le sembrano i gruppi di quest'anno? Ma insomma, così, non è che tanto mi piacciono. Riguardo alla gente, secondo lei è stata apprezzata? Penso di sì. C'è abbastanza affluenza? Non tanto. Come ti chiami? Lorenza. Tu? Angelo. Io Desiree. Carol. Ti piace questa festa? Sì. Venite sempre? Io no. Sì. Alcune volte. Quale gruppo vi è piaciuto di più? Quello Sicilia. Sicilia. Siete di Agrigento? Sì. Sì. Buonasera, un suo giudizio su questa manifestazione, sul mandorlo? Non sono in grado di poter giudicare. Non si è fatto un'idea sull'affluenza, sulla partecipazione, sui gruppi? I gruppi pochi, sono molto pochi rispetto agli altri anni. Secondo lei non è più sentito il mandorlo in fiore? Sì, non è più come gli anni passati. Poi il fatto che la fiaccolata non scende giù fino al campo sportivo, via Callicrate, questo era anche un qualcosa di più per attirare il popolo agrigentino. Quindi anche l'anno scorso non c'è stato e quindi perde di mordente. Questo è il corteo storico di Aragona.
Abbiamo visto tutti i gruppi internazionali ma anche locali che hanno preso parte a questo 72esimo Mandorlo in Fiore, un momento di festa questo della fiaccolata, come avete visto danze, colori, musiche e tradizioni in giro per le vie, non solo davanti agli agrigentini ma anche dinanzi a tantissimi turisti curiosi. Da parte mia un saluto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento sul nostro canale con i nostri programmi.